Siamo qui al Castello di Udine in occasione del 171esimo anniversario della Polizia di Stato con il questore di Udine, Alfredo D'Agostino. Signor Questore, ci dice come stanno andando, qual è l'andamento dei reati rispetto allo scorso anno? Sì, allora, registriamo sicuramente un andamento costante su alcuni tipi di reati. Faccio riferimento in particolare alle violenze domestiche e alle violenze di genere, che sin dall'epoca della pandemia hanno registrato un incremento significativo e preoccupante. Rispetto a questo stiamo approfondendo numerosi e importanti sforzi affinché appunto questi fenomeni possano essere arginati al meglio, così come registriamo anche un'impennata dei reati che interessano la rete. Sono molti appunto i reati ormai informatici che aggrediscono la collettività, questa tipologia di utenza, e lì c'è un lavoro importante della Polizia Postale sia in termini di prevenzione che in termini di repressione. Durante il suo discorso ha richiamato anche un'attenzione particolare al quartiere delle Magnolie. Sì, ho richiamato questa attenzione perché la problematica, tra virgolette, del quartiere delle Magnolie è la prima che mi è stata prospettata dal mio insediamento e quindi ho avvertito certamente la necessità di con il mio personale e con quello delle altre forze dell'ordine la volontà di restituire una sorta di serenità in un territorio in cui c'è una percezione di insicurezza molto elevata, spesso non corrispondente al dato statistico che diversamente ci restituisce appunto una statistica non particolarmente preoccupante. Per quanto riguarda la cosiddetta microcriminalità, cioè i furti nelle abitazioni, lì com'è il fenomeno, come sta andando? Il fenomeno è un fenomeno, diciamo, che non conosce delle impennate particolari. C'è stato un periodo alla fine dello scorso anno che in realtà aveva fatto registrare appunto un aumento di furti in abitazione in una porzione di territorio della provincia, e lì d'accordo con la Procura della Repubblica abbiamo concentrato gli sforzi e da quel momento insomma pare che si sia un po' attenuato il fenomeno. È un po' a macchia di leopardo, non costituisce un dato preoccupante, anche se è difficile dirlo per chi lo subisce il furto chiaramente.